Un cartellone di tutto rispetto per il Teatro Pirandello con nomi che sicuramente richiameranno tantissimi spettatori. Serate per tutti i gusti, insomma, che hanno impegnato la fondazione presieduta da Gaetano Aronica per offrire al pubblico una stagione da ricordare. E non sarebbe questa una novità, visto che da quando il Pirandello è stato affidato proprio ad Aronica e al direttore artistico Sebastiano Lo Monaco, la musica è davvero cambiata. Tra i tanti nomi di prestigio vi è quello di Raoul Bova. La stagione avrà inizio il 18 novembre con uno spettacolo della compagnia Teatro Massimo di Palermo. Si andrà avanti con Filumena Marturano il 25 novembre, poi sarà la volta il 9 dicembre con Medea di Euripide con Franco Branciaroli. Per noi è un bel momento, poi devo dare valore all'azione che stanno svolgendo non solo il direttore generale del teatro Tirinnocchi, ma il direttore artistico, che non si è limitato a fare un cartellone, ma svolge un'importante animazione territoriale, lo svolge anche nelle scuole, e così lo stesso presidente Aronica, a cui si deve la produzione Vestire gli Ignudi, a cui si deve anche a lui un importante ruolo di animazione culturale sul territorio. In cartellone anche un omaggio a Domenico Modugno il 16 dicembre con Mario Incudine. Seguirà l'11 gennaio lo spettacolo Dopo il silenzio, tratto dal libro Liberi tutti di Pietro Grasso, con Sebastiano Lo Monaco ed Elisabetta Pozzi. Il 28 febbraio appuntamento con Flavio Insinna e la sua piccola orchestra in La macchina della felicità. Quindi il 17 marzo sarà la volta di Raoul Bova e Chiara Francini nello spettacolo dal titolo 2. In cartellone anche un volto noto e apprezzato dalle nostre parti e anche fuori, ovviamente. Parliamo di Gianfranco Iannuzzo, il quale in coppia con Deborah Caprioglio presenterà il 7 aprile alla Faccia Vostra. Si arriva quindi al 21 aprile con uno spettacolo che vedrà in scena Vittoria Belvedere e Silvio Orlando. Luna Pazza, il 12 maggio, e lo spettacolo conclusivo con Gaetano Aronica e Marco Savatteri.